Siamo ai Poderi Bixio, ci eravamo già visti prima per una breve presentazione. Siamo a San Bonifacio e naturalmente siamo in compagnia di... Io sono Francesca Bixia e mi occupo in azienda della distribuzione a livello nazionale e dell'organizzazione degli eventi. Prima parlavamo con te, Emanuela, dell'importanza del Soave per la nostra area, per il Veneto, no? Qui siamo in zona Soave. Sì, siamo anzi nella zona classica, la più antica, e poi insomma Soave, grazie al vino, si sta scoprendo che è bellissimo anche il borgo di Soave, tutta la zona da un punto di vista paesaggistico collinare. Tra l'altro prima mi raccontavi proprio anche di una zona particolare in cui voi ricavate alcune uve particolari, no? Le parlavo appunto del nostro cru, il cru Bassanella, che è un cru di circa 2,5 ettari, piantato a Garganega e si trova in uno dei borghi più belli, più antichi appunto di Soave, ed è un borgo legato alla storia appunto di questo paese, perché si narra che nel Medioevo il paese soffrì un periodo di siccità e un contadinello andò in Valponsara a pregare la Madonna, ebbe questa apparizione, esatto, e da lì sgorgò l'acqua e grazie a questo evento appunto la popolazione uscì da quel periodo grigissimo e fu eretto appunto il santuario dedicato alla Madonna, e alle pendici di questo santuario si trova il cru Bassanella. Prima parlavamo proprio con Floriano Zambon dell'importanza dell'enoturismo e direi che è sempre più importante proprio per l'abbinamento di questi vini con dei borghi, con delle zone che sono frequentate dai turisti, quindi c'è l'abbinamento della visita e della degustazione. Sì. Soave è un bellissimo borgo da visitare, si beve direi decisamente bene, e per cui è un'ottima meta per passare una bellissima giornata. Bene, ti ringraziamo. Volevi chiedere qualcosa? Ma non... Allora, lei prima parlava del loro cru, questa cosa è un altro aspetto interessante del Soave, si sta facendo un lavoro bellissimo sulla zonazione della zona del Soave, mi dicevano in consorzio, quindi si sta valorizzando il territorio anche in questo senso, cioè ogni vigneto viene mappato, ogni zona viene mappata per poterne tracciare quali sono le caratteristiche principali. Voi cosa ne pensate di questo lavoro? Ti rispondo immediatamente. Dietro la nostra etichetta c'è la cartina del cru Bravissima. e i riferimenti del mappato. Bravissima. Cioè, vedi? Sì, assolutamente sì, perché questo Soave classico viene prodotto con le uve che vengono solo da questo cru, per cui abbiamo voluto indicare quello Vedi, che è. questa è una testimonianza del fatto che il vino è un ottimo modo per interpretare anche la geografia del territorio e comprendere la natura più profonda, quindi ecco, attraverso il vino anche questo.